Un documento sottoscritto da tutti i consiglieri di opposizione invita il sindaco di Venezia a chiarire al più presto quanto pubblicato in un'inchiesta del quotidiano Domani. Se fosse vero che, si legge nel comunicato congiunto, come afferma l'articolo, un terreno è stato venduto ad una società del sindaco nei giorni in cui stava per essere approvata una variante urbanistica in consiglio comunale, la cosa sarebbe di una gravità inaudita. In questi giorni sulla stampa sono emerse numerose inchieste in merito ai possibili conflitti di interesse del sindaco Brugnaro. Alcune vicende purtroppo c'erano già note e riguarda il possibile conflitto di interessi del sindaco in merito alla vicenda dell'area dei Pili. Oggi sul quotidiano Domani è emersa un'ulteriore notizia particolarmente inquietante che deve essere assolutamente immediatamente approfondita e chiarita da parte del sindaco e riguarda l'adozione di una variante urbanistica nel 2019 da parte del Consiglio Comunale col voto contrario delle opposizioni. Il 13 dicembre 2019 il Consiglio Comunale di Venezia adotta la variante al piano degli interventi numero 49 che modifica le destinazioni urbanistiche di alcune aree di Mestre. La variante trasforma 8.300 metri quadrati in area edificabile ad uso residenziale. Nell'articolo si legge testualmente che, secondo i documenti consultati dal quotidiano, il 3 dicembre in uno studio notarile veneziano viene firmata la compravendita di quel terreno e l'area diventa di proprietà della società sportiva Reyer del gruppo Umano. L'atto risulta registrato il 9 dicembre, 4 giorni prima del Consiglio Comunale, che in seguito adotta la variante e la rende immediatamente eseguibile. Riteniamo che il sindaco, data la gravità della vicenda e data la gravità delle affermazioni contenute all'interno dell'articolo, venga il più presto a chiarire la sua posizione in Consiglio Comunale. Riteniamo che se confermati ovviamente questa inchiesta e quindi questi documenti citati e questa compravendita che sarebbe avvenuta proprio nei giorni antecedenti al Consiglio, se fosse confermata, sarebbe realmente un fatto gravissimo per la città e per questo i cittadini devono conoscere la verità.